grazie mille a tutti. Sono impropriamente chiamato qui come autorità. Mi fa molto piacere perché, come ben sapete, la scuola di psicologia, come dire, ha un desiderio e una volontà di pensare alla psicologia in tutte le sue possibili declinazioni, e oggi è un bellissimo momento per riunire persone che si occupano di aspetti diversi della psicologia e anche, come dire, un autore che, come dire, per la psicologia costituisce un faro. In realtà io oggi ero venuto in maniera assolutamente egoistica perché mi piaceva questo evento, ero, come dire, anche ignaro che sarei stato, come dire, coinvolto come autorità, speravo di infiltrarmi nel pubblico non prenotato per l'evento, perché ho iniziato, come dire, anche il mio percorso di studio all'interno della psicologia leggendo i libri del professor Galimberti e anche in passato infiltrandomi in altre sue conferenze, e oggi era un momento particolare quindi per poter, come dire, avere l'occasione di ascoltarlo di nuovo e vedere in questa sede riunite attorno a questo tavolo persone che hanno fatto la storia della psicologia e continuano a farlo, la professoressa Capozza, il professor Caprara e tante persone con cui quotidianamente lavoriamo per formare la nuova generazione di psicologi e quindi portare avanti questa missione di formazione. Oggi è un momento, come dire, molto importante e, come dire, auguro buon lavoro a tutti e quindi che sia una giornata, come dire, ricca e piacevole, e non ho dubbi che sarà tale. Grazie. Davvero. È arrivato anche il presidente dell'Ordine degli Psicologi, Alessandro De Carlo, che sta prendendo l'omaggio Eccolo che arriva, che così presenta il suo saluto. È importante ricordare che l'Ordine degli Psicologi del Veneto, con la sua presidenza, ha inaugurato un nuovo corso, un nuovo modo di vedere l'interazione tra psicologi e utenza secondo nuove declinazioni che non sono soltanto e unicamente di carattere clinico, per intenderci la psicologia con lo psicoterapeuta e il paziente nel lettino, bensì una psicologia nuova capace di andare incontro alle istanze del territorio, del lavoro e di grandi e importanti novità, all'interno delle quali io direi di mettere in primo piano la valorizzazione dei giovani psicologi che innovano e portano nuove letture della psicologia in campo professionale. Grazie. Grazie Ines. Vediamo se qua riusciamo. Meraviglioso. Beh, intanto B come buongiorno. È un piacere aver contribuito a organizzare questo evento perché è fondamentale che ragioniamo sulle parole, ed è fondamentale che ragioniamo sulle parole insieme a persone che sono ampiamente qualificate per farlo e per darci dei contenuti importanti. Perché le parole? La psicologia non facciamo questioni storiche eccessive, ma l'Ordine degli Psicologi, la nostra professione così come la conosciamo oggi, compie 30 anni. Quindi siamo dei bambini grandi ormai. Il passo successivo a quello che abbiamo fatto è integrare il nostro vocabolario. Come i bambini prima imparano a dire le prime cose, cominciano a farsi capire, parlano, si comunicano, dopodiché diventano grandi quando ampliano il loro vocabolario e allora riescono a farsi capire più precisamente e riescono a farsi capire da altre persone che sono al di là della loro cerchia ristretta. La psicologia ha dato molto al vocabolario di altre professioni o al vocabolario della lingua comune o anche al vocabolario della politica, del legislatore, degli stakeholder, e molto ci è stato dato, ma dobbiamo fare di più, perché se consideriamo i termini giuridici e i termini medici che permeano le altre professionalità e il linguaggio comune, sono ancora superiori ai nostri. Nel momento in cui diventiamo organici allo sviluppo di questo Paese, nel momento in cui siamo organici al sistema della salute, del benessere, della prevenzione per le persone, a quel punto la nostra professione avrà raggiunto quel
ruolo che stiamo faticosamente raggiungendo, che le spetta, perché noi abbiamo un mandato sociale. Il mandato sociale della psicologia e degli psicologi è di essere vicini alle persone e di portare salute, o di aumentare la salute. Quando Ines giustamente dice che non ci siamo limitati durante questo mandato alla clinica classica, è perché siamo fondamentalmente convinti che l'azione dello psicologo debba andare dalla salute persa, che deve essere ripristinata, a una salute esistente che può essere costantemente migliorata. Quindi lo psicologo è quel professionista della salute che puoi vedere con profitto ogni giorno della vita senza per forza dover essere malato, ma perché siamo anche tanti, il che è un problema potenziale, perché essere tanti non è mai semplice, c'è affollamento, ma questa cosa ci consente anche di spargerci su tutto questo arco molto vasto che non prevede soltanto il paradigma medicale di fine Ottocento, patologia, diagnosi, cura, ma deve per forza e assolutamente comprendere la salutogenesi. In tutto questo, l'ampliamento del nostro vocabolario, l'allargamento delle parole che usiamo o delle parole che usano gli altri, la riflessione e la comprensione sulla nostra comunicazione tra di noi e con gli altri, a livello orizzontale con altri professionisti, a livello verticale con gli stakeholder. La prima volta, ogni tanto, ci sono gli esperti di sanità e di salute nelle regioni, nei comuni e anche nelle commissioni parlamentari, ma a volte mi capita di parlare con politici o con funzionari importanti che non si occupano un granché di sanità e mi pare di parlare arabo. Allora lì ho dovuto adattare il mio vocabolario per cercare di far capire in maniera più intelligente quello che riteniamo sia la cosa giusta. Abbiamo l'opportunità del fatto che con i social possiamo andare a contatto con persone che prima difficilmente avrebbero avuto a che fare con la psicologia. I nostri dati ci dicono che il 25% dei veneti ha avuto a che fare con gli psicologi e di questo 25% il 90% per più di una volta, quindi in maniera prolungata, ma rimane fuori un 70%, 75% di persone. Per questo dobbiamo imparare a parlare, dobbiamo rivedere le nostre convinzioni, quello che sappiamo e continuare a pensare e allargare il nostro vocabolario. Ringrazio l'Università di Padova, il professor Galimberti che ci è venuto a trovare da fuori, tutti i colleghi presenti a questa mattinata e mi auguro che sia un evento, un momento importante per fare un altro passo avanti e una proficua giornata di studi. Quindi grazie ancora e buona giornata. Entusiasta ed è giusto, così come sono entusiasti i giovani che ci hanno permesso di realizzare la giornata di oggi. È vero, il professor Galimberti, il maestro Umberto Galimberti viene da Atene, quindi un applauso al professor Umberto Galimberti che ieri era ad Atene per una settimana con alcuni allievi filosofi che volevano ripercorrere le strade dei maestri e nonostante abbia dovuto scapicollarsi per arrivare qua, è qua perché giusto appunto è importante che Padova con la sua fantastica scuola di psicologia lo riconosca. All'interno della scuola di psicologia dovete sapere che abbiamo la biblioteca più importante, tra le biblioteche più importanti europee di psicologia, dobbiamo saperlo. La Biblioteca Metelli è un gioiello a livello bibliotecario, a livello internazionale, perché sapete che le biblioteche ormai utilizzano molto la lingua veicolare inglese, per cui esistono delle, diciamo, graduatorie rispetto alla loro efficienza ormai a livello internazionale. La Biblioteca Metelli è tra le primissime in Europa, tra le più importanti. Ha ereditato questo patrimonio di importanza scientifica inestimabile il direttore Massimo Ferrante, che è tra coloro
che hanno aiutato ad organizzare la giornata di oggi e ha anche organizzato una bellissima mostra dedicata, antologica, dedicata al maestro Umberto Galimberti. Quindi se dopo il convegno siete interessati a seguire questa proposta di Massimo Ferrante, intorno alle 2:30 circa in Biblioteca Metelli sarà possibile accompagnarlo insieme al maestro Umberto Galimberti. Ma diamo intanto la parola a Massimo Ferrante. Non potevamo mancare per molteplici ragioni. Innanzitutto la biblioteca ha un ruolo fondamentale per la didattica, per la ricerca, per essere memoria del passato, dell'aspetto informativo documentale in cui tutti siamo immersi, ma in cui la selezione è fondamentale, e anche ponte verso il futuro. Selezione è una parola fondamentale in questi tempi. Penso al rapporto recentissimo del Consiglio d'Europa che si chiama Information Disorder ed è rivolto a tutti gli elementi chiave: scuola, famiglia, scuola, biblioteche, università, che possono contribuire a filtrare, avete presente il passino, a filtrare quel disordine in cui noi viviamo, volenti o nolenti. E quindi le biblioteche sono dei presidi in questo senso fondamentali, lo dice il rapporto, per carità, ma lo percepiamo attraverso i nostri studenti, i nostri docenti, gli studiosi, attraverso anche l'apertura che hanno avuto le biblioteche del sistema bibliotecario di Ateneo verso la cittadinanza, e cioè le collezioni, i temi sono a disposizione della cittadinanza, non solo, diciamo, di quello che era il stakeholder istituzionale. E questa è la cornice della cosiddetta terza missione, che coinvolge l'università e il suo territorio. Non potevamo mancare perché innanzitutto prima si parlava di Atene, ma un altro elemento chiave è la Germania per gli studi e per la profondità, diciamo, diacronica del percorso di Galimberti, e quindi essere di fianco a un maestro non poteva essere questa che l'occasione per esserci come biblioteca. L'occasione perché in emblema, in questo nuovo dizionario, c'è una biblioteca, cioè in ogni libro, dovremmo dire in quest'epoca, in ogni frammento all'interno dell'infosfera c'è potenzialmente una biblioteca. Quando c'è selezione, quando c'è la citazione diretta, è davvero un'opera mondo questo dizionario, non solo per il pluriverso della disciplina psicologia, oppure per chi, come qualche recensore ha detto, questa è davvero un'opera filosofica, monumentale, l'ha detto Ceruti, ma perché in questa opera mondo c'è un'ascesi, diciamo, che ci viene trasmessa, ai giovani e che viene trasmessa in ogni davvero approccio vivo con le biblioteche o con i frammenti nell'infosfera, e cioè la ricerca della fonte, le diverse lingue. Avete notato che ogni lemma rinvia al tedesco, al francese, e alla sorpresa di vedere che certe parole, certi lemmi non si trovano in una determinata lingua. Questo è il lavorio incessante a cui ci invitano le Opere Mondo e le biblioteche che ospitano Opere Mondo. Per cui io vi invito anche a transitare, saremo aperti comunque fino al 27 con la mostra bibliografica, a transitare in questa piccola mostra, perché, diciamo, in dissolvenza incrociata si va da una selezione di opere di Galimberti all'elemento dissolvente che è il nuovo dizionario, dissolvente che va verso le opere di reference. Il reference come una storia della terminologia e della fatica di recuperare la vitalità e la storia, appunto la diacronicità delle parole. Grazie ancora.
Vi attendiamo, e vorrei appunto dire che la biblioteca è sempre aperta non solo agli specialisti ma alla cittadinanza, e vi attendiamo a visitare la mostra bibliografica, che è anche un raccordo in video, cioè in digitale, dal fisico al digitale, a alcune video lezioni del professor Galimberti. Grazie a tutti e buoni lavori. Allora, grazie a Massimo Ferrante, e sono sicura che parteciperemo tutti con entusiasmo a questa mostra che hai organizzato. Veramente complimenti. Io chiamo adesso Loretta Zorzi, che è la direttrice di una rivista storica tra le più importanti, Gli Argonauti, che vede una nuova veste, è stata rinnovata da 2 anni circa, e dunque una rivista che comunque ha segnato per molti anni lo sviluppo della riflessione in campo psicoanalitico, con una particolare attenzione anche alla psicologia junghiana, psicologia analitica junghiana, di cui Umberto Galimberti è tra i massimi esponenti. Prego. Grazie Ines, io ringrazio molto dell'invito che mi è stato rivolto come rappresentante degli Argonauti, rivista e associazione. E le ragioni della gratitudine hanno molto a che fare con le qualità dell'opera in generale, e soprattutto ora del dizionario di psicologia di Umberto Galimberti. Molti pensatori in modo diverso ci hanno insegnato che l'occhio vede ciò che c'è nella mente, ciò che la mente è preparata a vedere. Chi conosce il pensiero di Davide Lopez, che è stato il fondatore degli Argonauti, sa che la sua visione della psicoanalisi e del mondo della vita non prescindeva dalla filosofia. Perciò le concezioni di Umberto Galimberti mi hanno offerto negli anni il senso di una consonanza. Ho apprezzato le sue riflessioni sul husserliano enigma della psicologia, nel rapporto tra soggettività e oggettività, e sugli insegnamenti di Jaspers. Le psicoterapie per lo più sono cura tramite la parola, e la parola in un accadere altamente soggettivo, intersoggettivo, e proprio per questo è importante che si educhino le mani frettolose e maldestre, si insegni loro l'indugio, perché le potenzialità della relazione terapeutica non collassino impigliate negli eccessi, nella fretta di spiegare, di oggettivare, ammesso che sia possibile oggettivare. Ecco, per queste ragioni trovo che il lavoro che ci ha offerto Umberto Galimberti sia assolutamente prezioso. Queste sono circoscritte al mio lavoro, al mio vertice di osservazione, perché è in fondo anche una possibilità di dare valore proprio alla parola, la parola che è prezioso riverbero di significati che si sono depositati in un tempo profondo, e intendo una profondità ontogenetica e filogenetica. Ora, il lavoro, la fatica di Umberto Galimberti, che rappresenta da questo punto di vista, e anche dal punto di vista dell'indugio, del lasciare che i significati si dipanino, un modello. Ecco, allora, intendo precisare questo. Modello, uno potrebbe dire, sì, chi ci arriva, nel senso è irraggiungibile, e questo pensiero potrebbe anche così offrire facili rinunce e alibi. Questo toglierebbe anche però valore all'impegno, alla fatica che è durata anni di Umberto Galimberti. Lui non l'ha fatto all'improvviso questa cosa qua,
ci ha studiato, ci ha lavorato, ha generosamente messo tutto se stesso per tanti anni, immagino. Oltretutto nel frattempo pubblicava anche altre opere. Quindi direi che sia importante per noi essere qui oggi anche per accogliere questo significato di modello, di indugiare e conquistare poco alla volta padronanza rispetto a concezioni, pensieri, relazioni. Ci offre generosamente questa opera la possibilità di accorgerci di non sapere, anche appunto l'occasione di desiderare di far luce su punti e nuclei che troviamo oscuri rispetto alle nostre competenze. Freud scriveva: nell'impossibilità di poterci vedere chiaro, almeno vediamo chiaramente l'oscurità. Perciò ringrazio molto molto il professor Galimberti del suo lavoro, di questa opera, e ringrazio l'Università di aver offerto questa opportunità. Bellissima questa cosa dell'indugio, intesa come studio, intesa come concentrarsi sulla ricerca dei significati. Chiamo adesso Marco Carrai, che ci ha aiutato nell'organizzazione di questa avventura così importante, presidente di Orizzonti. Sì, un brevissimo saluto, ringrazio la professoressa Ines Testoni per questa opportunità che ha dato la nostra associazione. È un'associazione politico-culturale, facciamo politica in città, stiamo governando insieme alle altre forze il Comune di Padova, ma abbiamo anche l'ambizione di creare occasioni di confronto culturali e dare un contributo piccolo, marginale, a tutte quelle iniziative che ci vengono proposte come questa. Io ringrazio il professor Galimberti e lo saluto, è una personalità straordinaria che onora la città, onora anche il sottoscritto per aver avuto questa occasione di conoscenza e di confronto. Ripeto, è un momento importante anche per chi cerca in un caos come quello che sta attraversando il nostro Paese di trovare occasioni per fare politica culturale senza le solite situazioni del tutti contro tutti, del contrasto, dei luoghi comuni, un po' di quella, io la chiamo la bassa cucina ormai della politica. E grazie all'intelligenza di Ines Testoni, di Adriano Zamperini, stiamo cercando di costruire un percorso che coinvolga l'università da una parte, ma anche delle forze politico-culturali presenti in città per creare occasioni di incontro, di sviluppo e credo di crescita comune. Per cui vi rinnovo il saluto, vi ringrazio, auguro un buon lavoro e la speranza è quella di continuare noi nel nostro piccolo a seguire le opportunità e le occasioni che ci vengono offerte da Ines Testoni, che è un vulcano di idee e di iniziative. Credo che siano queste le figure importanti per la nostra università, che è tra virgolette, un soggetto, un animale che deve essere sempre in movimento, sempre curioso anche di scoprire realtà circostanti, piccole, che però possono svolgere un ruolo significativo, credo, per la nostra comunità. Grazie ancora. Grazie Marco, Ciao, Ines. Grazie Marco. A questo punto do la parola a Ivan Ambrosiano, che rappresenta sia la COIRAG sia Asvegra a Padova. COIRAG accoglie tutte le realtà che si interessano di psicologia dei gruppi
gruppi, e quindi psicologia e psicoterapia dei gruppi, quindi è sicuramente una delle entità tra le più importanti nel campo della formazione della psicoterapia e della psicoterapia dei gruppi. Asvegra è una realtà invece più locale, più padovana, ma che si è imposta per importanza sempre in questo campo, e quindi è importante appunto ascoltare Ivan Ambrosiano, che tra l'altro ha partecipato all'organizzazione di numerosi eventi insieme all'Università di Padova, in particolare nel campo della morte e del morire, perché collabora con il Master in Death Studies and the End of Life. Bene, grazie Ines, buongiorno. Io sarò brevissimo visto che siamo molto in ritardo e farò dei veri saluti proprio senza contenuti, perché poi ascolterete una relazione gruppo analitica molto bella del nostro rappresentante. Per cui ringrazio Ines e gli organizzatori, che è vero, ogni anno ci troviamo a fare delle cose insieme. Quelle che organizza Ines, che infatti è vero, sono sempre delle iniziative molto interessanti, e questa collaborazione ormai va avanti con piacere, per cui ritrovarsi ogni anno con lei e con le persone, che sono tante e non posso nominare tutte, ma è come ritrovarsi così tra amici. Sappiamo che una volta all'anno abbiamo un appuntamento, non si sa bene su che cosa, ma è sempre interessante farlo insieme. E la stessa sensazione di ritrovarsi tra amici l'ho avuta circa un anno fa, quando è uscito il poderoso volume del professor Galimberti. Appena l'ho visto alla Feltrinelli ho detto: lo voglio. Aveva un'attrazione fenomenale. Quando ho cominciato a sfogliarlo ho detto: è un'opera libidinosa, piena di nomi, di parole, di amici, di persone che conosco, di libri che ho letto, la maggior parte libri che non ho letto e che non leggerò mai, che per fortuna lui ha riassunto in quest'opera. E lì ho avuto la stessa sensazione che ho quando ci ritroviamo con Ines, di essere tra amici. Ecco, quindi non dico niente sui contenuti. Anzi, potrei proprio fermarmi qua. Grazie a tutti, buongiorno.